mi sa che abbiamo risolto. Allora, siamo in diretta di nuovo sul canale YouTube, va bene? Se volete entrare potete entrare. Allora, vediamo un po'. Se volete entrare potete entrare in diretta adesso. Vediamo. Sì, abbiamo risolto. Potete tranquillamente entrare di nuovo nella mia diretta su YouTube, al mio canale Il Santone di Avella. Fate la vostra domanda. Sasà, buonasera. Adesso vi scrivo nella chat il numero di telefono. Ecco qua. Allora, ripeto, per un consulto di cartomanzia bisogna venire sul canale YouTube Il Santone di Avella. Lì potete scrivere nella chat gratuitamente, senza donare, senza niente, e potete farmi una domanda, ci sarà una risposta. Va bene? Ma su TikTok non faccio consulti gratis. Allora, Enza, maestro, ma io che ti ho donato? Maestro, ma io che ti ho donato? Non ho capito, Enza. Hai fatto una donazione? E chi te l'ha chiesta? Sì, ma io non te l'ho chiesto. Chi te l'ha chiesta? Le mie live non si fa nessuna donazione perché io non fumo, non devo comprarmi le sigarette. Se vuoi un consulto, adesso sto in diretta su YouTube. Vieni sul canale YouTube Il Santone di Avella e fai la tua domanda gratis. Ma su TikTok non faccio consulti gratuiti. Non mi mischio in mezzo a questa marmaglia. Se vieni di qua, sto su YouTube adesso in diretta, puoi chiedermi quello che vuoi. Siamo a tua completa disposizione. Scrivete la vostra data di nascita, una domanda precisa nella chat di YouTube, io leggo e vi accontento a tutti.
Ripeto, per avere una consulenza in questo momento gratis senza pagare niente bisogna venire sul canale YouTube, al mio canale che si chiama Il Santone di Avella. Venite lì e venite a scrivere la vostra data di nascita, la vostra domanda e vi farò una consulenza gratuita. Ma su TikTok non faccio consulti gratis, è inutile che scrivete, se volete venite su YouTube. Allora, Roberto 29 4 tornerà come coppia con me Vincenza 91100. Vediamo. Allora, Vincenzo, scusami, Roberto, hai tirato troppo la corda, perché questa persona la vedo molto pensierosa. Se fosse stato per lei, già sarebbe tornato da te come coppia. Ma siccome c'ha alle spalle persone che la consigliano, perché io vedo tanti casini, cioè tu hai combinato tante di quelle cose che purtroppo l'hai fatto stancare. Capito? L'hai fatto stancare, scusami. Quindi questa persona è molto dubbioso, sta in mezzo a un fuoco, si trova in mezzo a un fuoco dove non riesce a tornare con i suoi piedi, ok? C'è qualcuno che lo tiene per i capelli. Questa è la risposta. No, purtroppo. Ok? Ti abbraccio. Allora, Valeria, non faccio consulti su TikTok gratuiti, deve venire su YouTube. Se volete un consulto dovete venire sul canale YouTube. Il mio canale YouTube si chiama Il Santone di Avella, in questo momento sto in diretta su YouTube. Venite qua e venite a farmi la domanda, ma su TikTok non faccio consulti gratis. Non vi meritate, non ve lo meritate. Quindi, se volete un consulto, raggiungetemi subito qui su YouTube, perché in questo momento sto su YouTube in diretta sul canale YouTube. Va buono?
Fate la vostra domanda sul canale YouTube Il Sandone di Avella. Mi trovo in diretta qui su YouTube per soddisfare le vostre esigenze. Su YouTube è possibile avere una consulenza gratuita, basta fare una domanda, dare la vostra data di nascita e io vi rispondo velocemente. Rispondo solo sul canale YouTube, ma su TikTok non faccio consulti gratis, quindi se volete voi di TikTok, se volete un consulto gratis, raggiungetemi adesso in questo momento su YouTube al canale Il Sandone di Avella e potete avere la mia consulenza. Buonasera Antonio Motta, buonasera, ben entrato in live. Suzie, buonasera anche a te Suzie, buonasera, ben entrato nella mia live. Rossella, buonasera Rossella. Anna Pascarella, buonasera anche a te Anna. Ragazze, mi trovo su YouTube in questo momento per consulti gratis, quindi se volete un consulto raggiungetemi su YouTube al mio canale Il Sandone di Avella. Salutiamo a Franca Chiarini che dice buonasera. Ciao Franca, buonasera, ben entrata nella mia diretta di YouTube. Voi che state entrando su YouTube, cliccate la campanella delle notifiche, così vi arriverà la notifica quando io sarò di nuovo in live, in diretta, meglio dire. Buonasera maestro Volo, sapere la mia situazione finanziaria. Grazie maestro. Ok, ti aspetto su YouTube. Rosaria, buonasera, benvenuta qui su YouTube, grazie. Allora, Italo dice buonasera, è possibile sapere se ci sarà un lavoro per me, data di nascita 05 12 1976, grazie, sicuramente ti accontento subito. Rosaria, dopo ci sarai tu, tranquilla. Vediamo se trova, se ci sarà un lavoro per l'amico Italo. Sì, vedo un accordo lavorativo con il Trionfo.
eccolo qua, ti faccio vedere, carissimo Italo. Quindi il lavoro per te ci sarà, il mese che ti darà soddisfazione appunto per il lavoro, il mese di marzo, quindi per la primavera, dai. Quindi stai tranquillo, buono, che arriverà il lavoro per te, quindi troverai la stabilità di lavoro. Auguroni e buona serata. Allora, Rossella, devi venire sul canale YouTube Il Sandone di Avella. Su YouTube puoi avere un consulto, su TikTok non va pensa proprio. Allora, vediamo invece a chi dobbiamo accontentare. Acquario, Rosaria. Se avrai fortuna, come Rosaria, vediamo se ci sarà fortuna per te. Come no? Vediamo un po'. Andiamo a mischiare le carte e andiamo a vedere se ci sarà la fortuna per te. Sì, Rosaria, vedo la carta dell'angelo, sta a significare periodo positivo in arrivo per te. Quindi già a partire dalla metà del prossimo mese ci saranno alcune novità che ti faranno vivere un po' più spensierata. Ok? Auguroni, buonasera a te. Un abbraccio. Vediamo chi ci sta adesso. Antonio, buonasera, si può una domanda. Stiamo qui apposta, Antonio. Se tu scrivi la data di nascita, scrivi la domanda da fare, io ti accontento. Va bene? Allora. Ok, Francesco. Buonasera. Un abbraccio di luce. Rossella, buonasera maestra, avrò fortuna economicamente parlando? Vediamo se avrai fortuna, Rossella, vediamo se la fortuna ti aiuta, dai. Allora, vediamo a Rossella. Ti vado a dire il periodo fortunato per te, dai. Allora, occhio, mese di maggio per te sarà un periodo favoloso dove vedrai arrivare tante cose belle, quindi la fortuna non è lontana, devi ancora attendere un poco per poi avere tante soddisfazioni e toglierti tante brecciole dalle scarpe. Auguri, buona serata. Allora, Rossella abbiamo, vediamo Antonio Motta. Antonio, mi rinnoveranno il contratto di lavoro? Vediamo subito se ti rinnovano il contratto di lavoro. Andiamo solo sempre l'amica Monica. Il contratto sta qua, carissimo Antonio, te lo rinnoveranno. Vedi le due carte che parlano del successo e della notizia buona. Auguri. Andiamo invece per Maria Sarnelli, buonasera. Sì, se scrivi la tua data, scrivi la domanda, perché no? Mara Sarnelli, cosa vedete in amore per me? Mi devi dare la data di nascita, Mara, svegliati, ah! Se non mi dai la data di nascita, che ci avrei a già tuo binocolo, mi metto qua e vega in tuo binocolo, volete scendere su? No. Scendate su.
Enzo in amore devi venire su YouTube. Enzo, consulti su TikTok non li faccio solo su YouTube, al mio canale Il Sandone di Avella. Vieni dove stanno, come stanno facendo tutti, e te avrai un consulto. Iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate la campanella delle notifiche. Ha capito, Mara? 17 luglio 2002, cosa vedete in amore per me? Grazie. No, non è una domanda precisa. Mi deve dire cosa vuoi sapere. Che vuoi dire che vedete in amore per me? Che sto masta con te? Buonasera, passiamo a presi. Giustina, tu io, buonasera, io 21184. Che novità ci sono in amore per me? Grazie. Allora, vediamo se ci saranno novità in amore. Felicità in arrivo in amore, guarda qua, felicità in arrivo in amore. Felicità in arrivo per te in amore, Cristina, non quello che tu stai aspettando, perché quello lì è solo una perdita di tempo. Ci sarà una persona nuova che ti darà gioia e felicità. Auguri. Allora, Mara Tonelli, il mio fidanzato Francesco, 30 giugno 2002, ama Mara. Ma hai fatto la domanda precisa, Mara. Mamma mia, come sei difficile. Guardate, fate le domande sciocche, le domande sceme. Se mi ama Mara, ma perché non gli ha perduto tempo da parte? Ma perché io perciò non faccio più consulto su TikTok? Si te ne perde dei tempi, fate domande sceme. Si ama Mara, Dacia Recisi ti vuole bene se ti ama, tu non te ne sei accorto se ti ama. Ma chi gli ha facendo? Ti ama, non come vuoi tu, ti ama, ti adora, non come vuoi tu però, ci tiene a te però. Auguroni, buonasera. Mamma mia, facile scendere un po' in dei cazzetti. Vincenzo, devi fare la domanda precisa. Cosa vuol dire in amore per me, Vincenzo? Mi facete fare stare che lei cosa a mezza, Grazie Cristina, grazie di cuore. Maria Critisani, buonasera. Buonasera a te Maria su YouTube, su TikTok. Anna Zaccaro, buonasera anche a te. Moses di La Benedica, grazie. Allora, voi di TikTok, se volete in questo momento mi trovate sul mio canale YouTube Il Sandone di Avella. Lì sto facendo consulti di cartomanzia gratis, quindi se volete potete venire qui in questo momento. Allora, chi dobbiamo accontentare? Giustina Truglio, grazie mille di cuore, messa anche là, grazie a te, grazie anche a te Mara. Enzo Morelli, ci sarà un nuovo amore per me? Vedi quando fai la domanda com'è bella, ne vicino, non c'ha capato. Vediamo se ci sarà un nuovo amore. Allora, sì, ci sarà un nuovo amore, una persona che tu non conosci ancora, ecco qua, una persona che ancora non conosci e che incontrerai tutto il mese di febbraio, prossimo mese, e nascerà una simpatica storia che poi è da valutare. Va bene? Buona serata.
Fabrizio, buonasera anche a te, grazie. Allora, prego, figurati. Vi voglio scrivere il mio numero di telefono. Per qualcuno di voi che vuole magari un consulto privatamente, ve l'ho scritto nella chat. Allora, rispondiamo a Daniel. Buonasera, cosa dicono le carte per me? Nuovo amore oppure un ritorno? Mi devi dare la tua data di nascita, Daniel. Se no, chi vado a vedere? Dammi la data di nascita e io ti accontento. Alisa 69, buonasera anche a te. Pasquale Reitano, buonasera. Voi di TikTok, se volete, mi potete raggiungere su YouTube al mio canale Il Sandone di Avella. E in questo momento mi trovate qui in diretta su YouTube per consulti gratis. Solo su YouTube faccio consulti gratis. Su TikTok non effettuo consulti gratuiti. Ringrazio a tutti quelli che stanno entrando a farne parte qui su YouTube. Allora, Daniela sei tu, va bene, Daniela. Dammi la tua data di nascita, io ti vado a controllare se ci sarà un ritorno o un nuovo amore. (29/11/76). Sì, andiamo a verificare. Allora, ci sarà un nuovo amore, carissima Daniela, però fa attenzione perché la persona del passato cercherà di tornare alla ribalta, però dopo che hai conosciuto un'altra persona. Tu cerchi di mandarlo a quel paese perché questa persona già l'ha fatto soffrire troppo, quindi basta con le sofferenze. Quindi cerchi di goderti un nuovo amore e cerchi di toglierti dalla testa questa specie di uomo. Ok? Un abbraccio, buonasera. Allora, vediamo a chi dobbiamo accontentare. Cartomanzia gratis sul mio canale YouTube Il Sandone di Avella. In questo momento siamo in diretta su YouTube. Cartomanzia gratis la facciamo solo su YouTube, su TikTok no. Prego Daniela, mettete il segui, o meglio iscrivetevi al mio canale e cliccate la campanella delle notifiche, grazie. Veronica, se vuoi un consulto devi raggiungermi su YouTube al mio canale Il Sandone di Avella. Non faccio consulti gratis su TikTok, ma solo su YouTube. In questo momento mi trovate in diretta anche su YouTube. Ciao Roberto Simeone, buonasera. Un abbraccio a tutte cellule. Allora, vediamo un po'. Annalisa, solo qui ci sono sempre stato io, carissima. Angela dice buonasera, ritorno o nuovo amore per me? Vediamo Angela, una alla volta vi accontento a tutti, piano piano, aspettate.
Nuovo amore per te, eccolo qua anche per te, gioia in arrivo, vedi? Faccio leggere le carte, ragazze, la vittoria in amore, vedi? La vittoria in un nuovo amore, auguri. Andiamo a accontentare invece Lucia Pagano. Buonasera, grazie, vorrei sapere se a febbraio avrò il contratto di lavoro e se nel primo semestre dell'anno diventerò responsabile. Andiamo a rispondere. Buonasera Jerry, buonasera. Ciao Katia, buonasera anche a te. Nuovo contratto ci sarà, carissima Lucia, dico bene? Nuovo contratto ci sarà, però non vedo che ti daranno la responsabilità che tu mi hai chiesto per la responsabilità. Responsabile. Ok, mi dispiace, però avrai un nuovo contratto. Buonasera. Ciao Annalisa, ciao anche a te. Allora, invece andiamo a accontentare Anna Zaccaro. Buonasera maestro Cle, volevo chiedere gentilmente se ci sarà un nuovo amore oppure un ritorno. Grazie per la disponibilità, gentilezza. Perfetto, andiamo subito a vedere. Allora, ogni giorno mi trovate qui in diretta su YouTube per consulti di cartomanzia gratis. Non vedo nessun ritorno, carissima Anna, ma vedo un nuovo amore, perché questa persona ti è di malafede, non ti dà alcuna sicurezza e ti ha solamente usata e maltrattata. Quindi tu troverai un nuovo amore dove avrai un nuovo cammino fatto di serenità e tante coccole. Auguri, buonasera Anna. Buonasera Angela Mancini, buonasera, ben entrato nella mia diretta su YouTube. Grazie a te Anna Zaccaro. Vi ricordo che dopo questa diretta io pubblico l'oroscopo nuovo di domani sia sul canale YouTube sia sul canale TikTok, quindi pubblicherò contemporaneamente a tutti e due i canali, YouTube ed su TikTok, l'oroscopo del giorno. Allora,
Benissimo, allora miei cari amici, vediamo se entra qualcun altro per fare una domanda gratuita, se no ci salutiamo e rimandiamo il tutto a domani. Bene, allora la mia diretta termina qui, noi ci aggiorneremo per la prossima, la giornata di domani, sempre alle ore 16. Vediamo un po' se... Allora, Angela, maestro, gentilmente vorrei chiederle se troverò una stabilità lavorativa. Ok, rispondiamo prima a questa ad Angela e dopodiché ci salutiamo. Allora, Angela vuole sapere se troverà stabilità lavorativa. 29 12 72. Sì, esce la carta del successo vicino alla carta della felicità e vicino alla carta della fortuna. Quindi per te ci sarà stabilità in arrivo. Occhio al mese di aprile perché è il mese fortunato per te. Auguroni, buona serata. Bene, allora la mia diretta termina qui. Domani alle ore 16 sarò di nuovo in diretta su YouTube al mio canale Il Sandone di Avella. Quindi se volete un consulto domani sintonizzatevi col mio canale e potete avere questa gioia di parlare di nuovo con me. Un abbraccio di luce a tutti e la mia più cordiale buona serata.